Record in Veneto con l'arrivo delle dosi, quasi 50.000 in 24 ore. Zaia, ora dobbiamo correre, obiettivo finire gli over 60 a metà maggio. Rapporto scuole, oltre 1.800 gli studenti positivi. Caso Report, martedì Zaia in commissione regionale assieme ai tecnici. Se vogliono chiamare anche Crisanti, nessuno si oppone. Trasparenza è fondamentale. Fuori dall'unità di crisi la protesta della rete degli studenti medi. Dopo un anno non è cambiato nulla, scuole ancora non in sicurezza, dicono, momenti di tensione con la polizia. Rallentare il traffico in tangenziale a Treviso e sul Terraglio, la protesta inscenata dagli operatori del mondo degli spettacoli viaggianti, fermi fino al 1° luglio. Un minuto di silenzio nei cantieri in tutta Italia per la tragica fine del 23enne di Montebelluna, morto ieri schiacciato da 15 quintali di ponteggio. Fiori bianchi sul luogo della tragedia, inchiesta della procura. Nella mascherina anti-Covid aveva nascosto una telecamera e una centrale per comunicare con l'esterno durante l'esame di teoria per la patente. 56enne ghanese pizzicato a Verona. Nelle prossime ore in arrivo un'ondata di maltempo in tutto il Veneto, con temporali e rovesci abbondanti tra prealpi e pianura. Stato di massima attenzione della Protezione Civile regionale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali nella giornata in cui il Veneto resta per un'altra settimana in zona gialla. Arrivano dati record per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate in sole 24 ore, quasi 50.000 dosi somministrate. La campagna dunque accelera grazie anche alle forniture. Il punto del presidente Zaia, che poi è tornato sulla polemica dei test rapidi. È sicuramente un primato anche a livello nazionale, rapportato alla popolazione ovviamente. Obiettivo raggiunto, quasi 50.000 dosi somministrate in 24 ore in Veneto, a dimostrare come la campagna vaccinale stia accelerando, forte anche delle forniture. 150.000 le dosi di AstraZeneca in arrivo, a cui si aggiungono le 220.000 già a destinazione. Si aspettano 20.000 fiale di Moderna, saranno poi 29.000 le dosi a settimana, 14.000 per Johnson & Johnson e 225.000 Pfizer. Completata l'immunizzazione degli over 80 e con un 70% di ultra settantenni già vaccinati, si punta a completare entro metà maggio la fascia 60-69 anni. Messi in sicurezza gli over 60, cioè coloro che hanno più di 60 anni, diciamo, in linea di principio abbiamo fatto gran parte del lavoro della messa in sicurezza della comunità. E mentre fuori dalla sede della Protezione Civile va in scena la protesta degli studenti, all'interno della sala stampa irrompe nuovamente la polemica legata ai test rapidi. La Presidente della 5ª Commissione Consiliare Brescaccina ha convocato per martedì 4 maggio alle 12 la seduta. All'ordine del giorno l'audizione del Presidente Zaia, che verrà affiancato da una serie di dirigenti e tecnici regionali nel confronto chiesto dalle opposizioni nel corso dell'ultima seduta del Consiglio. A chi chiede al governatore se non sarebbe opportuno che in quella sede sia presente anche il professor Andrea Crisanti, Zaia risponde così. A me è stata chiesta la mia audizione e ho detto io vengo con i tecnici della Regione, punto. Se qualcun altro vuole invitare qualcun altro sono cose che decide la Commissione. Io non mi sono mai opposto a nulla. Cioè la trasparenza è fondamentale, punto. Dopodiché se l'opposizione presenta istanza per sentire anche il professore contemporaneamente, penso che nessuno neghi la presenza. Andiamo avanti e vediamo come finirà questa storia. Non esiste, aggiunge Zaia, che i miei tecnici, a cui sono attribuite le scelte ora contestate, vengano tacciati da gente che passa per strada. Che vengano tacciati come delle persone talmente disumani e poco attenti che poi queste scelte vanno a dar vita a mortalità. Martedì i tecnici vengono e ci mettono come al solito la faccia e daranno la loro versione. Se poi ancora non sarà chiaro, qualcuno andrà in procura, ci mette la firma e la faccia. A proposito poi di un suo futuro politico, anche alla luce dei dati di alcuni sondaggi che lo vedrebbero davanti al segretario della Lega Salvini in termini di popolarità, la secca replica di Zaia. No, non mi interessa il ruolo di Presidente del Consiglio, di segretario di partito, perché mi stanno solo che creando problemi. Tant'è vero che penso che questa attenzione e queste continue polemiche che ha il Veneto, che non si merita, siano dettate dal fatto che qui c'è qualcuno che gode di grande consenso da parte dei veneti. A quelli preoccupati del mio futuro, state tranquilli. Intanto il professor Andrea Crisanti definisce assurda l'inchiesta sull'articolo scientifico. L'ultima volta, dice, accadde con Galileo.
Non ci voglio credere e mi sembra assurdo. È dai tempi di Galileo che una procura non si occupa di giudicare un articolo scientifico. La dichiarazione rilasciata da DN Cronos Salute è di Andrea Crisanti, il direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, finito sotto inchiesta dopo che la procura di Padova ha aperto un fascicolo per diffamazione. L'esposto è stato presentato dal nuovo direttore generale di Azienda Zero, Roberto Toniolo. Il caso è quello dei tamponi rapidi antigenici che, secondo uno studio condotto dallo stesso Crisanti, non sarebbero attendibili. Le affermazioni del virologo però sono state ritenute da Azienda Zero screditanti del sistema regionale sanitario. Credo sia la prima volta che un argomento scientifico viene usato a scopo diffamatorio, conclude Crisanti, in attesa di capire se procedere per vie legali alla sua difesa. La bufera sul caso Crisanti e la Regione Veneto si è trasformata ben presto in 3 inchieste. Oltre a quella per diffamazione, la Procura di Padova ha aperto un fascicolo sull'attendibilità dei tamponi rapidi e sulla loro presunta efficacia. Il pubblico ministero Benedetto Roberti sta indagando con l'ipotesi di frode in pubbliche forniture per verificare se la Regione sia stata truffata dalle aziende farmaceutiche che avrebbero venduto test poco efficaci. Infine anche la Procura di Vicenza sta indagando sull'efficacia dei test rapidi sollevata da Crisanti e sulla validità di alcune mascherine distribuite in Veneto. La conferenza stampa di questa mattina a Marghera è stata anche l'occasione per l'assessore Lanzarin di fare il punto sui contagi a scuola. I primi segnali di piccoli focolai in ambito scolastico si erano avuti nelle singole province. Ora è la Regione a fornire la fotografia generale della situazione dei contagi tra gli studenti con i dati aggiornati al 27 aprile. 1.270 gli eventi attenzionati dai servizi di prevenzione, 1.832 gli studenti positivi e 21.657 quelli in quarantena. 169 e 1.593 invece rispettivamente insegnanti e personale scolastico contagiati e in isolamento. La fascia più colpita è quella della scuola secondaria, scuola primaria e secondaria abbastanza uguale, primaria e secondaria di secondo grado. E a proposito di fasce d'età in cui si registra una maggiore incidenza del contagio, significativi i dati che emergono. Quella che cresce di più è la fascia 0-14. E l'altra, quella tratteggiata, che è quella seconda, insomma per capirci, la fascia 15-24. La fascia degli over 80 risulta invece la meno colpita, frutto delle vaccinazioni che hanno inizialmente interessato proprio questa popolazione. E sul fronte campagna vaccinale, che vedrà a breve coinvolti anche i farmacisti, si pone ora il problema della tipologia di siero che potranno somministrare, perché abbassandosi l'età da vaccinare si potranno utilizzare solo dosi che prevedono la catena del freddo. Le regioni porranno la questione martedì in Commissione Sanità, mentre anche il commissario Figliuolo starebbe ragionando su una nuova forma di distribuzione alle farmacie. Anche per una distribuzione eventualmente specifica alle farmacie, invece della distribuzione regionale, una distribuzione che parte a livello nazionale, però non si capisce, insomma, è solo si è sentita, insomma, in discorsi che si sono fatti, ma non c'è stato nessun incontro, niente. E mentre era in corso la conferenza stampa, fuori andava in scena la protesta degli studenti, non sono mancati attimi di tensione. Qualche attimo di tensione si è verificato a Marghera davanti alla sede della Protezione Civile quando gli agenti della polizia in tenuta antisommossa sono avanzati con gli scudi verso gli studenti per farli indietreggiare con l'obiettivo di spegnere le casse con la musica che ostacolavano la conferenza stampa del governatore. Un attacco grave che ha tentato di limitare la libertà di manifestare il nostro dissenso, hanno sottolineato i manifestanti, che si sono ritrovati circa un centinaio in segno di protesta. L'unica risposta che sono stati in grado di darci, ribadiscono. Dopo un anno non sono ancora stati fatti gli investimenti necessari per le scuole. Dopo un anno il governo ha dato il via libera per riaprire le scuole al 100% e dopo solo 2 giorni le regioni si sono rese conto di non avere le possibilità di farlo. Perché non hanno avuto queste possibilità? Perché in un anno non sono stati fatti gli investimenti necessari che si potevano fare. Per esempio aumentare i bus, per esempio aumentare le aule,
così da poter anche mandare tutti, dividendo le classi, ma mandare tutti in presenza, perché è un nostro diritto. Zaia dall'inizio della pandemia non ha fatto altro che chiudersi in cima alla torre e farci tanti complimenti, a dirci che siamo bravi e brave, a dirci che dobbiamo sopportare e che andrà tutto bene. Beh, non andrà tutto bene, la nostra generazione ha perso un anno e rotto di scuola, non va tutto bene assolutamente, non andrà bene finché le cose che succederanno saranno sempre le stesse e non si comincerà a cambiare qualcosa. La manifestazione è sacrosanta, è il sale della democrazia, ha commentato Zaia. Ricordo che sulle scuole però c'è un accordo nazionale che prevede il 70% della didattica in presenza, temi di cui si può discutere, ma la scuola è una realtà gestita dal governo. Ieri abbiamo dato la disponibilità a un incontro con gli assessori Donazzante, Berti e Lanzarin, conclude il presidente, ma la proposta è stata definita dagli studenti una provocazione. Rallentare il traffico in tangenziale a Treviso e lungo il Terraglio, la protesta inscenata dagli operatori del mondo degli spettacoli viaggianti fermi fino al 1° luglio. Prato della Fiera, il Luna Park di Treviso si trasforma nel ritrovo della protesta del mondo degli spettacoli viaggianti, giostre, chioschi, fermo da 1 anno e 3 mesi con ristori irrisori. Il 1° luglio è troppo tardi, il coprifuoco dà dei vincoli troppo grandi e i sostegni che sono arrivati sono troppo pochi, purtroppo, perché le nostre attività hanno dei costi di mantenimento molto alti, sono quasi tutte a conduzione familiare e quindi siamo veramente ridotti allo stremo. Se noi montiamo la giostra, se non fanno la sagra, pazienza, ma manco ci siano il permesso di montare le giostre, almeno quelle. Da qui la decisione di rallentare il traffico tra il trevigiano e il veneziano, viaggiando a passo d'uomo con camion e cartelli per sensibilizzare cittadini e istituzioni. Cercare di farci vedere in maniera che si ricordino che dobbiamo lavorare. Dispiace per la cittadinanza che purtroppo sarà coinvolta nella nostra dimostrazione, però a questo punto dobbiamo anche farci sentire su questo. Prima che il corteo parta arriva Mario Conte in veste di sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto. L'impegno che io mi prendo qui oggi è quello di, come ANCI, scrivere anche al governo e scriverò anche ai parlamentari di chiedere di anticipare quello che è la riapertura dei Luna Park e degli spettacoli viaggianti. E dopodiché chiederò ai sindaci, partendo da Treviso, di cominciare a programmare quelle che sono le iniziative legate ai Luna Park. Treviso che farà la propria parte con le fiere di San Luca il prossimo ottobre. Non dureranno 2 ma 3 settimane per ridare ossigeno al settore ed evitare probabilmente serate troppo affollate. Poi il corteo parte lento, sfila davanti alle case. Bravi, hanno ragione, devono lavorare! Dalla tangenziale raggiunge la Postumia fino a Olmi, poi la Treviso Mare e ancora la tangenziale, obiettivo il Terraglio. Si formano lunghe code, intervengono carabinieri, polizia, vigili urbani, il disagio è evidente, ma altrettanto lo è la solidarietà di chi è al volante e si unisce con un colpo di clacson al grido d'aiuto dell'ennesima categoria che chiede solamente di poter lavorare. La cronaca: nella mascherina anti-Covid aveva nascosto una telecamera e una centrale per comunicare con l'esterno durante l'esame di teoria per la patente, ma è stato scoperto e denunciato per falsità materiale e ideologica un cittadino ghanese di 56 anni. È accaduto a Verona. L'individuazione del furbetto della patente è stata possibile grazie alla collaborazione tra Motorizzazione Civile di Verona e Polizia Locale. È stata una funzionaria della motorizzazione a dare l'allarme dopo che il cittadino straniero residente nel Mantovano è stato sorpreso ad utilizzare un ingegnoso sistema di comunicazione con l'esterno, dove aveva dei complici per superare la prova di teoria. All'interno della mascherina con doppio strato gli agenti hanno scoperto un'apparecchiatura nascosta e formata da connettori e strumenti elettronici uniti tramite cavi rossi e neri. Era presente anche un vano batterie e uno slot con una SIM dati e telecamera. E adesso torniamo a parlare del tragico infortunio sul lavoro accaduto ieri a Montebelluna. Il cantiere è fermo, chiuso e sotto sequestro, mentre in procura si indaga per omicidio colposo. Nel frattempo in tutta Italia un commosso omaggio al 23enne Mattia Battistetti. 23 anni. A 23 anni non si può morire.
La commozione del presidente dell'Associazione Mutilati Invalidi del Lavoro e il minuto di silenzio in tutti i cantieri edili d'Italia sono il segno della commozione crescente per la morte del 23enne montebellunese Mattia Battistetti. E oggi dei fiori bianchi davanti al cancello del cantiere, in corrispondenza del punto dove il giovane è stato schiacciato da un bancale di 15 quintali di ponteggi, ricordano la tragedia di ieri mattina in via Magellano, Montebelluna. L'intero cantiere è chiuso, fermo e sotto sequestro, in attesa che la procura istruisca ufficialmente il fascicolo d'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo al momento a carico di ignoti. Tante le domande a cui dare una risposta: cedimento strutturale del cavo d'acciaio della gru o errore umano nell'agganciare il bancale? Perché Mattia e il suo collega stavano passando sotto al carico in spostamento quando la prima regola in ogni cantiere è non stare mai vicino al materiale in movimento con la gru? Domande che si stanno facendo in molti, tra i primi il presidente dell'Associazione Invalidi del Lavoro di Treviso. Vorrei capire se quei corsi di sicurezza che gli operai fanno costantemente anno per anno poi vengono applicati nelle aziende dove lavorano o vengono disattesi. Ma la formazione non basta, conclude De Santi, se non ci sono controlli. Ci dovrebbero essere più dottori dello Spisal, più ispettori, perché questi non devono uscire solo quando succede la disgrazia o il morto. Associazione Invalidi che sarà presente in forma ufficiale ai funerali del 23enne Mattia Battistetti. Abbiamo mandato le condoglianze alla famiglia, mi sto organizzando con i miei consiglieri per il giorno del funerale perché voglio essere presente con i miei gonfaloni. Temporali e rovesci abbondanti, una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sul Veneto. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino meteo con lo stato di attenzione per precipitazioni sparse, in particolare su prealpi e pianura. Il bollettino rimane valido fino a domenica 2 maggio. La criticità idrogeologica si riferisce alle aree del Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione Alpone, Adige Garda e Monti Lessini, Po, Fissero Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige, e ancora Basso Brenta e Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino Scolanti in Laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Le precipitazioni anche intense potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Il presidente della provincia di Padova, Bui, dopo le polemiche sull'acquisto dei banchi a rotelle, vuole mettere la parola fine. Non ci sono anomalie, dice, abbiamo seguito le procedure di legge. La provincia non ha speso assolutamente nulla di doppio, non ha fatto spese improprie, ma ha operato seguendo pedissequamente il dettato della norma in materia di forniture per gli enti pubblici. Il presidente della provincia di Padova vuole mettere un punto alla querelle dei banchi con le rotelle acquistati la scorsa estate. Dopo l'intervista che ci ha rilasciato ieri, Fabio Bui ha voluto convocare la stampa a Palazzo Santo Stefano per parlare anche con i dirigenti dell'ente. La documentazione richiesta dalla Corte dei Conti di Venezia è stata spedita e non sono emerse anomalie. E la provincia parla per atti e per comunicati del Presidente, non per altro. La scorsa estate, sentite le scuole, la provincia ha ordinato 956 sedute innovative, così si chiamano quelle che conosciamo come banchi a rotelle. 2 scuole, il Tito Caro di Cittadella e l'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Padova, però ci hanno ripensato. Stiamo parlando dell'anno scorso in cui in piena pandemia dovevamo ricalibrare tutta la presenza dei ragazzi nelle aule. E quindi capite che qualcosa poi è stato modificato in funzione delle disposizioni ministeriali sulla presenza in aula che cambiavano di giorno in giorno. Oggi abbiamo un consolidamento dei dati e quindi possiamo programmare diversamente da qui a settembre. I banchi in magazzino, quel magazzino che già mesi fa vi abbiamo mostrato, ora sono 345 e verranno dati alle scuole che ne faranno richiesta. Bui quindi vuole mettere fine alle polemiche sorte dalle dichiarazioni che si sono susseguite e rimarca come solo gli atti possano parlare. Le dichiarazioni dei vicepresidenti contano nel momento in cui sono dichiarazioni supportate da atti. E gli atti, i numeri e i decreti soprattutto sono quelli che fa il Presidente. Terremoto
politico a Rovigo, con una telefonata il sindaco Edoardo Gaffeo ha informato il prefetto Maddalena De Luca delle sue dimissioni. È finita con la decisione shock la crisi della maggioranza di centrosinistra che guida Rovigo. La maggioranza ieri sera era andata sotto su una mozione respinta su un argomento cruciale come quello del tribunale. Oggi l'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco e forse lo stesso Gaffeo già aveva pensato di rassegnarle, come conferma la comunicazione al prefetto. Ora ci sono 20 giorni di tempo durante i quali potrà anche ritirarle. Il coordinamento regionale dell'Associazione Nazionale Partigiani chiede le dimissioni dell'assessore Elena Donazzan, che il 25 aprile scorso sull'altopiano di Asiago aveva commemorato tutti i caduti della Seconda Guerra Mondiale davanti alla foiba del busto della Spaluga a Lusiana nel Vicentino. Qui, secondo le cronache di allora, verso la fine del conflitto sarebbero stati gettati 14 soldati tedeschi, secondo altre fonti anche civili italiani. Donazzan aveva spiegato l'iniziativa come un gesto di pacificazione nazionale. L'ANPI ha lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni dell'assessore regionale e l'esponente di Fratelli d'Italia e ha scritto in tal senso al presidente della regione Zaia. L'ANPI e tutti i sottoscrittori della petizione scrivono: non possono tollerare che si mettano sullo stesso piano vittime e carnefici. Se lei giustamente rende onore alle vittime della Shoah al ghetto di Venezia, non può l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione commemorare gli artefici della Shoah. Voltiamo pagina, parliamo del Bomba Day a Vicenza, il punto delle operazioni con il colonnello dei paracadutisti Gianluca Dello Monaco. Un'operazione vera e propria in tutto e per tutto, è un ordigno che conserva tutte le sue potenzialità distruttive, anzi sono state ulteriormente acuite da quello che è stato l'effetto meccanico probabilmente correlato con l'evento del bombardamento all'atto dello sgancio e anche con l'effetto del deterioramento correlato con il tempo e gli agenti atmosferici. La massima sicurezza noi l'abbiamo ricercata implementando e realizzando tutta una serie di misure di mitigazione degli effetti di una potenziale esplosione chiaramente involontaria, accidentale, che potrebbe occorrere durante le fasi di rimozione dell'innesco sensibile, e abbiamo identificato quella che è di fatto la procedura che presenta meno rischi in assoluto, sia per il contesto esterno sia per gli operatori che andranno ad interagire con l'ordigno. Chiediamo nuovamente, unendomi praticamente alla richiesta del signor sindaco così come del signor prefetto, la massima collaborazione, perché il non rispettare quelle che sono le disposizioni di sgombero che sono state date e diramate potrebbe comportare un serio ritardo, un serio aggravio per anche la tranquillità, la sicurezza e le attività antropiche che si terranno nella città di Vicenza. E allora sentiamo proprio quali sono le aspettative ma anche i timori dei residenti dell'area interessata dall'evacuazione dal Bomba Day. Sul Bomba Day siete pronti tutte e due? Sì, noi andiamo a Gaglio perché qua così stiamo fino a domenica sera e va bene, sì, tutto tranquillo. Lasciare la casa così... Ho paura. È un bel rischio, quello un bel rischio, perché sicuramente quelli malintenzionati saranno pronti e speriamo che la forza degli ordini tengano un po' controllato un po' tutto, perché secondo me ci sarà un bel problema per quanto riguarda quei discorsi. Speriamo che controllino anche, insomma, se non ci deve essere nessuno in giro non ci saranno neanche i ladri, immagino. Insomma, ho visto anche l'altro, quello di qualche anno fa al cimitero, non è che mi preoccupi più di tanto, insomma. Tra l'altro io lavoro nella casa di cura Retenia, abbiamo dovuto sospendere degli interventi, trasferire delle persone, ma anche tra l'altro c'è il problema che toglieranno la corrente, quindi in tutto l'isolato. Dove andrà lei? Ha già deciso? Non so ancora. Non lo sa ancora? Bomba Day sarà tranquilla. Cosa le sembra dell'organizzazione? Sono mossi bene? Hanno informato le persone? Sì, hanno mosso benissimo. È sempre stata ottima sicurezza sia da parte della protezione civile che delle forze dell'ordine, quindi sono fiducioso che non succederà niente. Poi in ospedale sono già pronti da quello che so, quindi sono positivo, insomma. Un grande sforzo per mettere insieme tante persone, però dice alla fine... Sì, no, esatto, alla fine si fanno sempre le cose nel modo migliore qua, quindi ben venga. Adesso comunque sono tranquillo, insomma. Ottimista? Ottimista, sì, bisogna, in questo periodo soprattutto.
Un'ultima notizia di sport, volley, continuano le sedute di allenamento dell'Imoco che cerca la ciliegina sulla torta per una stagione perfetta. Meno di 24 ore alla finalissima di Champions League a Verona, in programma domani alle 17 contro il Vakif Bank Istanbul. Squadra al completo per coach Santarelli nell'ultimo match di una stagione dove la squadra finora è imbattuta e ha conquistato il triplete italiano con Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Le Pantere sono a Verona da mercoledì sera, oggi e domani mattina seduta di allenamento sul campo di gara e poi il grande incontro domani appunto alle 17. Con questa notizia termina la nostra edizione regionale, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al meteo. Il mese di maggio non inizierà nel migliore dei modi sul nostro territorio. Nel weekend infatti transiterà un fronte perturbato, il tempo sarà instabile ma il clima mite. Vediamo dunque il dettaglio di sabato. Sul Veneto 1° maggio all'insegna, come vediamo, della variabilità. Inizialmente al mattino sarà asciutto e per lo più soleggiato, via via più nuvoloso con il passare delle ore e dal pomeriggio temporali, dapprima sulle zone montane e pedemontane, poi un po' su tutta la nostra regione. Attenzione perché potrebbero verificarsi fenomeni anche di forte intensità accompagnati da locali grandinate. Forti venti nord-orientali. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 10 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento in mattinata, a seguire precipitazioni più diffuse anche moderate. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, prima bel tempo, dalle ore pomeridiane acquazzoni ovunque, localmente anche forti. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.